nuovo appuntamento con la storia nel giorno del ricordo. 76 anni fa iniziava l'esodo di migliaia di persone che dopo aver subito le più orribili crudeltà sono ora costrette a fuggire ed abbandonare la propria terra. Siamo in Italia, nella Venezia Giulia, da sempre italiana. Nel 2004, con la legge numero 92 del 30 marzo 2004, riconosce il 10 febbraio quale giorno del ricordo al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dall'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Questa è la legge. 10 febbraio, una data importante perché quel giorno a Parigi, nel 1947, viene firmato il trattato di pace in base al quale viene sancita la cessione di buona parte della Venezia Giulia alla Jugoslavia di Tito e proprio da quel giorno inizia il grande esodo. In studio con noi il professore Elio Varrutti del Comitato Esecutivo dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Udine, scrittore e autore del libro La Patria Perduta, che ci aiuterà a meglio comprendere la complessa vicenda del confine orientale. L'amministrazione comunale di Fossalta di Portogruaro ha voluto ricordare il 10 febbraio con questo speciale Storie di vita da raccontare. Ascoltiamo allora il saluto del sindaco della città, Noel Sidran. Il 10 febbraio è il giorno del ricordo con legge dello Stato ormai dal 2004 e io credo che questa legge abbia rappresentato una svolta perché dopo decenni di silenzi istituzionali nella società, nella scuola, finalmente si è ricominciato a parlare di questa immane tragedia che ha colpito le terre italiane, dell'Istria, di Fiume, della Dalmazia e i territori giuliani. Di una persecuzione che iniziò in una prima ondata nel 1943 e poi dopo il 1945. Dove la popolazione, solo per il motivo di essere italiana, fu fortemente perseguitata, vi furono molte uccisioni, quindi la persecuzione e le foibe furono un fenomeno generalizzato in quei territori e il 10 febbraio del 1947 fu appunto firmato l'Accordo di Parigi che sancisce il passaggio di quei territori italiani allo Stato della Jugoslavia. E quindi comincerà in particolare dopo questa data quella che sarà un'altra immane tragedia. Dopo la persecuzione da parte dei miliziani di Tito nei confronti della popolazione italiana vi sarà l'esodo da queste terre. Un esodo inarrestabile che coinvolse molti territori, soprattutto le coste del paese, grandi città come Fiume, come Pola, furono praticamente svuotate della componente italiana. E quindi le dimensioni di questo esodo sono veramente notevoli. E iniziò poi, possiamo dire, la terza fase, quella di essere italiani ma al tempo stesso non subito integrati in Italia o in altre parti del mondo dove gli esuli andarono. Iniziò l'Odissea dei campi profughi. Noi quest'anno abbiamo voluto dedicare proprio a questo tema con l'opera di Varrutti un pensiero a questi profughi che passarono, che rimasero in alcuni casi per molti anni in questi campi profughi dove le condizioni di vita erano molto dure. Soltanto poi, in un secondo momento, cominciò l'integrazione vera e propria
e quindi gli esuli poterono dare alla società italiana il loro contributo. Ma io credo che sia importante il ruolo delle amministrazioni perché, essendo diffuse in tutto il territorio nazionale, possono contribuire al ricordo, a riscoprire le centinaia, le migliaia di storie che ci sono, che ancora devono uscire, ogni anno ne vengono fuori e stanno a testimoniare quella che è la verità storica. Per troppo tempo non abbiamo fatto i conti con la verità storica, ora è veramente il tempo, come mi pare lo stiamo facendo da alcuni anni, di farla. Questa triste storia è stata per molto tempo dimenticata, fu un olocausto morale e umano che ancora oggi qualcuno si rifiuta di riconoscere. Professore, perché ancora oggi questa negazione? Ma si è sviluppata nella storia e anche con dei sedicenti storici tutta un filone di pseudo ricercatori che hanno enfatizzato e minimizzato il numero delle persone uccise nelle foibe e questo ha fatto poi seguire tutta una serie di altri studiosi che si sono associati a questa tematica negazionista. I negazionisti si riducono in tre gruppi, sono quelli negazionisti tout court che dicono nelle foibe ci sono solo ossa di cavallo, ossa di animali, non ci sono ossa umane, quindi negano totalmente. Poi ci sono quelli che invece riducono, ecco, la tecnica di ridurre le cifre è sempre in tutti i conflitti, insomma, c'è chi riduce a suo piacimento il numero dei morti, dei feriti, eccetera. Il numero dei profughi si tende a ridurre, no? A dire ma la statistica che la stessa Opera Profughi ha pubblicato nel 1958, statistica che si ferma al 56, con le statistiche di quegli anni, dice che ci sono 201.000 profughi, ma sono quelli che hanno chiesto aiuto all'Opera Profughi, non sono tutti quelli che sono scappati. Allora dopo anni e anni anche gli storici più blasonati hanno accettato, anche perché sono venuti a galla in numeri più consistenti, di 280 a 300.000 profughi che scappano dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Mi riferisco allo storico Raoul Pupo, per esempio, che ha ultimamente dato queste cifre, ha confermato queste cifre. E c'è invece il filone degli autori dell'esodo giuliano-dalmata, mi riferisco a padre Flaminio Rocchi, che parlano di almeno 350.000 profughi che vengono via da quelle terre, perché appunto a somma padre Flaminio Rocchi mette insieme anche quelli che vengono via col trasferimento della posta, il dipendente della posta, il dipendente dello Stato, dell'INPDAP, il dipendente dell'insegnante, Sacerdoti. I sacerdoti, quelli che vengono via senza farsi annotare come profughi perché era un orgoglio personale, anche non perché gode portar via Ischia quei poareti. Ecco, nelle mie 600 e passi interviste tantissime persone mi hanno detto questa frase, io sono rimasto stupito, io non sono esule, sono vicino al mondo degli esuli perché mia suocera era di Pola, mio suocero di Fiume, e mi ha sempre colpito questa frase, ma pensavo, ma come? Allora sono più di 300.000, perché se tutti questi che conosco io, nessuno ha fatto la domanda di profugo. Chiaro, è chiaro. Senza contare poi che molti esodati andavano a trovare dei parenti e quindi in qualche maniera facevano un trasferimento in silenzio, senza registrazione, perché andavano a casa magari di parenti, certo, i più fortunati io direi. Migliaia comunque di italiani trucidati e infoibati, i numeri sono questi. Non era più possibile rimanere, erano negati quelli che erano i diritti minimi dell'uomo, dell'esistenza. La Venezia Giulia deturpata della sua storia, della sua tradizione, le città svuotate. La Venezia Giulia deturpata dalla violenza dei comunisti di Tito, ma soprattutto svuotata da parte della sua gente. Ecco, professore, cosa significava la Venezia Giulia per lo Stato italiano? La Venezia Giulia è un nome che
nasce nel 1873 da un filologo, grazie a Dio, Isaia Ascoli, goriziano, tra l'altro di fede ebraica, quindi uno storico molto importante e un filologo molto famoso, che per riunire tutte le terre che in quel periodo, metà dell'Ottocento, erano di italiani, di italofoni senz'altro, e di italiani che così aspiravano a passare sotto il Regno d'Italia, allora c'era il Regno d'Italia. Addirittura le donne cucivano le bandiere tricolori. A Spalato, a 1848, Spalato chiede di passare con la Repubblica di Venezia, nascente di Daniele Manin e Tomaseo, insomma. Quindi c'è un afflato per l'Italia fin da quei tempi, da tutto il Risorgimento, in tutta la Dalmazia. Si vociferava, mi hanno raccontato, leggendo poi i brani di storia della Dalmazia, dell'Istria e di Fiume, che ci fosse uno sbarco garibaldino che, come in Sicilia, ecco, facesse infiammare gli italiani, perché gli italiani, secondo uno storico dell'Ottocento, Bartoli, erano addirittura il 30% in Dalmazia. E poi Francesco Giuseppe, l'imperatore, incominciò a come dire, selezionare nelle attività amministrative chi era di lingua croata, chi era di lingua slava, emarginando gli italiani. La lingua italiana era ufficiale in Dalmazia fino a oltre metà dell'Ottocento. Ecco, a Spalato i documenti erano in lingua italiana, a Fiume i documenti anche del comune erano in lingua italiana. Gli statuti quattrocenteschi, trecenteschi sono in lingua italiana, certamente la lingua italiana con molti venetismi, perché era sotto la Serenissima Repubblica di Venezia. E dobbiamo ricordare che persino Dante parla della Venezia Giulia, parla in particolare di Pola. Di Pola e che bagna il Quarnaro, quindi anche per far contenti i fiumani, ecco, Dante arriva a nominare il Quarnaro anche, sì, no? Come confine italiano. Diciamo. Naturale dell'Italia. È mancato per molto tempo il coraggio del ricordo, anche da parte degli esuli. Questi eccidi perpetrati a guerra terminata sono stati sottaciuti dagli stessi protagonisti, decisi a non voler ricordare un tragico passato insieme anche alla paura di non essere creduti. Questa cortina di silenzio, professore, questo muro, questo confine, come mai si è creato? Si è creato per realpolitik nelle istituzioni, perché si doveva tener buono Tito, che si stava staccando da Stalin, e nel 1948 si stacca definitivamente dal Cominform e da Stalin, e quindi diventa una realtà, la Jugoslavia, che non è più sotto come dire, il controllo sovietico. E questo andava molto bene agli americani, agli inglesi, le forze atlantiche, diciamo così, e quindi anche l'Italia, anche i governanti italiani fanno questo tipo di politica. Ma la macchina del silenzio, come la chiama qualche autore, non è solo un muro, è proprio una macchina, un insieme di eventi, un insieme di comportamenti a livello sociologico, che è strabiliante, perché sono per esempio i sindacalisti della CGIL che a Venezia bloccano il treno, il famoso treno, che poi sono più treni della vergogna, non è uno solo, sono più treni della vergogna, non solo nel 47-48, ce n'è anche in anni successivi. E il treno della vergogna è proprio quando arrivano questi profughi nel treno, anche in carri merci scoperti. Ho un'intervista che mi ha raccontato, sono finiti in Sicilia in un carro merci scoperto, cioè non con il tetto, per capirci. E ho domandato alla signora, ma come faccio? Se pioveva e avevamo l'ombrella, mi ha risposto. Cioè questi, pur di venire via da là e dalle torture, dalle violenze psicologiche e fisiche, perché erano bastonate. C'è un documento del Sokol, il Sokolasi, cioè Sokol in croato significa falco, un'associazione pseudosportiva, comunque intellettuale, che aveva proprio così, a metà dell'Ottocento, lo slogan picchia l'italiano, picchia l'italiano.
a metà dell'Ottocento, picchia l'italiano perché è un ladro. Allora, se non è questa così odio etnico messo ad arte da certi facinorosi contro gli italiani di Spalato, contro gli italiani di Traù, vengono assalite le vetrine, viene distrutto il teatro Baiamonti a Spalato, viene incendiato il teatro nel 1880, in quegli anni lì. Sono scontri continui da questi socolasi, cioè intellettuali e violenti, picchiatori, insomma, picchiatori di fine Ottocento. Quindi gli storici ci ricordano sempre i picchiatori fascisti che nel 1922 e negli anni successivi impongono la lingua italiana, che è vero, e fanno bello cattivo tempo. Ma i picchiatori croati, e i picchiatori, diciamo jugoslavi, anche se la Jugoslavia è una parola che nasce nel 1929, erano da molto prima, e questo gli storici non ce lo dicono. Ecco, quindi noi oggi dobbiamo insistere, dobbiamo continuare ad avere il coraggio, a trovare il coraggio di ricordare ed iniziare proprio dalle istituzioni, dagli istituti scolastici. Molte volte è stata anche in questi luoghi negata la presenza, la testimonianza. Quindi continuiamo ad avere il coraggio di ricordare. Si dice spesso che il comune è l'istituzione più prossima ai cittadini, è l'avanguardia, diciamo, della presenza dello Stato nel territorio. Quindi come amministrazione comunale, come Comune di Fossalta di Portogruaro, ci pare del tutto doveroso unirci nelle celebrazioni della Giornata del Ricordo. A differenza di altre solennità civili, la Giornata del Ricordo per noi, sul nostro territorio, ha un valore particolare, un valore eccezionale, perché non è solo fare memoria di fatti lontani nel tempo che magari si perdono nelle nebbie di una storia lontana, di luoghi non conosciuti direttamente, ma è assieme ai nostri cittadini semplicemente posare lo sguardo su realtà territoriali e anche e soprattutto umane molto prossime a noi. Qui sul nostro territorio sono numerose le famiglie di esuli che sono transitate o che anche si sono insediate nel nostro territorio e che hanno dato una testimonianza nella loro semplicità, nella semplicità di una vita vissuta con onore e con dignità, hanno dato una testimonianza di cosa è autenticamente italiano. Quindi mettere lo sguardo sulle loro vite, sull'autenticità dei loro affetti, delle storie personali che molto spesso sono così forti e così coinvolgenti, ha un valore eccezionale sia per noi tutti i cittadini, in particolar modo anche per i più piccoli. Infatti è importante e prezioso che si porti avanti la collaborazione con le scuole, anche per avvicinare appunto i più piccoli a contenuti di questo tipo. Ricordare quindi per conoscere. Allora torniamo un po' indietro agli antefatti per capire anche cosa veramente accade e andiamo in un giorno preciso, l'8 settembre del 1943. Professore, cosa succede quel giorno? L'8 settembre si salvi chi può, perché l'esercito italiano alla notizia dell'armistizio in certi caposaldi dell'esercito italiano che era installato nell'interno della Dalmazia, ho raccolto delle interviste, i militari che ho intervistato negli anni 80 e 90 mi raccontarono che vennero a sapere della notizia dai partigiani jugoslavi che esultavano perché c'era l'armistizio, era finita la guerra. Ecco, la frase che gira è questa: è finita la guerra. E i militari, un po' stanchi della guerra, o molto stanchi, molto stufi della guerra, di una guerra poi sporca, perché la guerra partigiana è sporca. Il partigiano stava sulla collina e la sera tapunt, sparava col fucile, poi si spostava, andava al lato opposto. I militari italiani uscivano, andavano a perlustrare la zona da dove avevano sparato i ribelli, come vengono chiamati dai documenti dell'esercito, e intanto i partigiani erano andati dall'altra parte. E quindi era una lotta veramente impari
con una soluzione che conosciamo. Insomma. Sì. Sì, dobbiamo dire una grande confusione, Certo. non soltanto in quest'area ma un po' dappertutto, perché dobbiamo ricordare, è doveroso ricordare anche l'eccidio di Cefalonia, della divisione Acqui abbandonata a se stessa, con tutte quelle che sono state poi le tragiche conseguenze. Una cosa è certa, tante vittime gettate vive nelle cavità carsiche, cominciano qui le foibe. Fino a quel 10 febbraio del 47 furono fra i 5.000 e i 7.000 italiani infoibati. Vediamo un breve servizio che ci racconta di cosa sono le foibe. Afferrati omicidi rimasti impressi nella memoria di tante madri, di tante mogli, di tanti bambini che all'improvviso hanno visto allontanare, sequestrare, non fare più ritorno i loro genitori. E soprattutto questo avveniva di buon'ora, come racconta il bravo Piero Tarticchio, che racconta quella che è stata la sua esperienza da bambino nella sua casa, questo rumore degli scarponi nelle prime ore del mattino mentre si dormiva, era terrificante già questo rumore. Tra i fatti più cruenti della prima ondata delle foibe non può non essere ricordata e menzionata la studentessa Norma Cosetto. Ecco, chi era Norma, professore? Norma era una studentessa dell'Università di Padova, risinata in Istria, che faceva anche l'insegnante supplente a Parenzo nelle scuole medie e a un certo punto i partigiani la invitano a passare con loro, perché la tecnica era questa: vieni con noi che te combatti per la libertà. Ecco, questa era la frase iniziale. Oppure vieni con noi perché Frane, Francesco in recitativo croato, è se innamora di ti. Allora dovevi passare con loro o per la libertà, per l'antifascismo, oppure perché eri la fidanzata di uno di loro. Deciso da lui, non da lei. E queste erano le proposte. Naturalmente lei si rifiuta di passare con i partigiani, si rifiuta ogni altro contatto, la arrestano, la mollano, la riprendono, l'ultima fase e la tengono in un ambiente chiuso, viene violentata da 16 energumeni, qualcuno dice partigiani, qualcuno dice titini, i negazionisti dicono non erano né partigiani né titini, erano dei delinquenti. L'hanno detto ultimamente. Sì. Dopo tante documentazioni che sono venute fuori, la sorella di Norma Cosetto che ha raccontato nelle interviste quello che è successo e il riconoscimento del corpo di Norma Cosetto che è stato fatto perché gli avevano lasciato un golfino di tipo tirolese. Ecco, la sorella nell'intervista nota che ricorda queste cose. Ricorda questo fatto. Quindi i riconoscimenti avvenivano per dei particolari anche di capi di vestiario oppure per una collanina o qualche cosa di questo tipo. Cercavano di spogliare le vittime prima di ammazzarle nella foiba, in modo tale che non ci fossero elementi riconoscibili.
Ma nelle foibe, anche negli ultimi 10-15 anni, gli speleologi croati e sloveni che stanno lavorando seriamente hanno trovato bottoni di divisa di carabiniere negli ultimi 10-20 anni, hanno trovato bottoni di tonaca di prete. E quindi nelle foibe finiscono donne, finiscono minorenni, finiscono preti, non finiscono solo degli sporchi fascisti, come dicono certi negazionisti, ripeto, sedicenti storici. Sì, è vero. Norma Cossetto, dobbiamo ricordare, è stata la prima a ricevere un'onorificenza con una medaglia d'oro al valor civile, dopo che appunto era passata la legge del 2004, numero 92, per il riconoscimento della giornata del ricordo. C'era un disegno sicuramente in questi atti ostili, in questi atti violenti, un disegno di Tito. Qual era il disegno, professore? Ma il disegno è chiaro, anche se di pulizia etnica. Bisognava cacciare gli italiani, l'hanno detto alcuni intellettuali jugoslavi, chiaramente. Per esempio per Zara viene detto che abbiamo fatto distruggere dai bombardamenti anglo-americani la città di Zara, italianissima, l'abbiamo fatta distruggere perché deve nascere la nuova Zadar degli jugoslavi. Questo l'ha detto un intellettuale jugoslavo alla fine della guerra. Quindi è un progetto che si realizza, quello di far bombardare la città di Zara, perché quelli che sono scappati, italiani scappati da Zara, rimasti vivi perché 2000 rimangono morti nei bombardamenti, hanno ricordato che i vicini, i famosi vicini di casa, di sentimenti jugoslavi, dicevano non stendare in città perché oggi sarà festa, stasera sarà festa, intendendo che ci saranno esplosioni, botti, forti crolli di incendi e crolli di case. E questo è un elemento molto importante che viene ricordato. Un'altra strage che non possiamo sicuramente non citare riguarda Vergarolla. Pola, Italia, 18 agosto 1946. Oggi è una domenica di sole. A Pola, Istria, allora Italia, si svolgono importanti gare di nuoto sulla spiaggia di Vergarolla. Una manifestazione sportiva, quella della Pietas Iulia, molto attesa e patriottica. La guerra era finita e l'italianissima città di Pola attendeva con il fiato sospeso di conoscere la sua sorte. A Parigi, infatti, le potenze vincitrici ridisegnavano i confini adriatici e i polesiani intendevano ribadire agli occhi del mondo il desiderio di restare italiani. Accalcati per assistere alla gara, migliaia di polesani, intere famiglie e molti bambini. Alle 14:15, in mezzo a loro, esplosero 28 ordigni. Si alzò una nube di fumo nero, l'urlo dei gabbiani che si avventavano sul mare contendendosi i resti umani. I resti di un centinaio di persone arrossavano il mare e ricaddero a brandelli sulla pineta per centinaia di metri. Erano bombe antisommergibili e testate di siluro disinnescate. Da tempo, al punto che i bambini ci giocavano ogni giorno a cavalcioni e le madri si stendevano i costumi ad asciugare. Ma ore prima una mano assassina le aveva riattivate. Una strage drammatica da subito. La prima e la più sanguinosa strage terroristica della storia della Repubblica.
Vergarolla una strage, Vergarolla una prova di forza, Vergarolla l'ultimatum del maresciallo Tito. Nell'imminenza degli accordi di pace serviva un'azione terroristica forte, una strage che fosse questa volta ben visibile dopo le foibe, una strage contro gli italiani. Cosa significa, professore Vergarolla? Vergarolla è il punto di svolta che fa scappare il 90% degli abitanti di Pola italiani, li fa scappare proprio totalmente dalla città, abbandonare l'arsenale, abbandonare i negozi, rimangono senza panifici gli jugoslavi che si erano installati, ecco, nelle terre italiane. E rappresenta proprio il punto di svolta per decidere la fuga, per andare via, perché è una pulizia etnica allo stato nascente, secondo me, proprio citando il sociologo Alberoni. Gli storici di oggi dicono non è pulizia etnica perché non sono stati ammazzati abbastanza italiani, gli storici più trucidi. Non è solo così, è vero che c'è proprio il disegno, c'erano i gruppi Iuris cosiddetti, secondo i servizi segreti americani. Che cosa erano questi gruppi Iuris? Erano gruppi di sabotatori jugoslavi che dovevano intervenire e far saltare anche i ponti vicino al tagliamento per dire cose di casa nostra, non solo i ponti intorno a Gorizia per impedire ai neozelandesi di entrare a Gorizia, non solo i ponti, ma anche fare attentati per creare disordini. E degli attentati poi in seguito c'è il disordine e chi interviene a mettere l'ordine? L'esercito di liberazione jugoslavo. Ecco, questo era il progetto generale. E i gruppi Iuris sono stati documentati, ci sono i nomi e i cognomi dei personaggi, erano gli artificieri che fino alla guerra partigiana facevano saltare i binari, facevano saltare i ponti, eccetera, eccetera. Quindi continuano, in pratica anche dopo il 1945, continuano la loro attività, perché si doveva annettere più territori possibile, ecco, della Venezia Giulia e anche di una bella fetta dei Friuli, speravano. Forse anche Klagenfurt, un bel pezzo della Carinzia, anche questo rivendica Tito. E Tito a questa mira, voleva anche prendersi una parte della Macedonia, partendo dalla Macedonia del Nord, oggi Repubblica riconosciuta, una parte della Macedonia greca, quindi voleva arrivare a Salonico, voleva prendersi la Bulgaria. Tito aveva un'immagine della Federativa Repubblica Jugoslava ampia. Secondo qualche storico si arriva addirittura a progettare, per qualche bislacco pensiero, a una Repubblica del Nord Italia che poteva aderire alla Federativa Repubblica Socialista, comprendendo le fabbriche. Sì. In questo disegno ci sono tra l'altro anche delle responsabilità politiche del momento. L'Italia abbandona i suoi figli per altri interessi, non sono considerati delle persone, sono considerati dei fascisti e quindi vanno puniti, a loro non va data nessuna attenzione. Quindi abbiamo visto un disegno vasto, quello di Tito, un disegno che per forza maggiore per realizzarlo non fa niente, si può anche bagnare di colore rosso, si può anche bagnare di sangue. Ecco, nella storia di Vergarolla lasciano la vita a bambini, coinvolge tutta la città, veramente gli italiani si convincono con questa strage che bisogna andare via, bisogna abbandonare la città. E c'è un dottore in questa storia che soffre sia per quanto deve fare, per quanto deve operare, ma soprattutto perché perde anche i suoi bambini. Dottor Micheletti. Geppino Micheletti, secondo il racconto di Claudio Bronzin, esule da Pola e oggi vicepresidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Firenze, proprio Geppino Micheletti salva la zia, gravemente ferita, la zia di Bronzin, che era bambino ed è superstite dell'attentato di Vergarolla. Claudio Bronzin dice: è salvata mia zia Rosmunda detta Unda e mia zia Gina. Perde la zia Francesca di 41 anni, muore la zia Francesca. E Bronzin ricorda nelle interviste e nei
contatti che ha con le scuole in Toscana e in altri posti dove lo chiamano, proprio racconta che lui era bambino di 11 anni e ha sentito nettamente un botto dell'innesco. Quindi la strage di Vergarolla è stata provocata, gli archivi di Londra sono stati aperti nel 2008 e gli studiosi hanno stabilito che un certo Josip Kovačić, ecco, gli studiosi, mi riferisco a Fabio Amodeo e Mario Cereghino, ma anche Paolo Radigo, hanno stabilito che questo artificiere jugoslavo, Titino, ha proprio creato l'innesco e ha fatto esplodere questo deposito di bombe, di materiali, bombe di profondità, di siluri e di altro, che era ammucchiato e disinnescato sulla spiaggetta, sulla scogliera, sulla riva di Vergarolla. Molte testimonianze ricordano addirittura che i bambini ci giocavano su questi... Certo. Su questi... Le mamme ci appoggiavano la canottiera, Esatto, quindi si asciuga la canottiera. Era una giornata molto sentita, molto intensa per queste gare nautiche che c'erano per tutta la città, e purtroppo segnò la fine anche della speranza da parte dei polesani, da parte di tutti gli italiani che vivevano in quella zona, di poter rimanere nella loro terra. Tra l'altro dobbiamo ricordare che Pola era italiana in quel momento, va bene, anche se governata da forze anglo-americane, inglesi, ma era italiana. Ecco, questo è il punto di non ritorno, potremmo dire così. Quindi la violenza contro questo popolo continua. Dopo le foibe ci sono le stragi e si presenta un altro momento buio, che è quello dell'esodo, perché si decide di partire, si decide di andare via, di abbandonare e rientrare in quella che è la patria con i nuovi confini stabiliti appunto dai trattati di pace. Queste persone diventano degli esuli. Chi sono gli esuli, professore? L'esule è Enea e Dante, chi abbandona la propria terra e non può più ritornare. Non può più ritornare perché riceverebbe delle violenze, riceverebbe violenze politiche nel Novecento e violenze di altro tipo in altri secoli. E proprio gli esuli dell'Istria, di Fiume della Dalmazia, si identificano in Dante, no? Anche perché Dante proprio lancia così nella storia e nell'umanità la lingua italiana. Ecco, molti studiosi dicono ma l'Italia non esiste se non dal 1861 e poi era regno, no? Ma le terre della Dalmazia, dell'Istria e di Fiume sono abitate e vissute in senso italofono da molti secoli prima dei croati e dell'arrivo dei croati che arrivano dalla Bosnia dopo il 1946, vengono portati dalle truppe di Tito, dalla Macedonia, dal Kosovo e devono installarsi, devono vivere a Pola perché l'arsenale è Seravodo, a Fiume perché i cantieri Serasbodi, anche da Fiume scappano l'80-90% dei fiumani e alcuni rimangono. Allora c'è tutta la teoria dei rimasti. I rimasti, ne stiamo discutendo anche nell'associazione Venezia Giulia e Dalmazia, Comitato Provinciale di Udine, presieduto dalla dottoressa Bruna Zoccolin, che porta i saluti al comune di Fossalta, di Portogruaro. Ecco, c'è un dibattito sui rimasti e sui quelli che vengono via, quegli andadi e quei rimasti. C'è un grande dibattito perché oggi c'è un ricongiungimento. Parlando di pace, anche se la parola pace quest'anno è un po' così strapazzata a livello europeo, però dico con le coste adriatiche, la costa adriatica della Romagna e dell'Anconitano e del Veneto e del Friuli, Venezia Giulia, ha un rapporto di pace e di dialogo con la costa croata, con la costa slovena. Ormai anche la Croazia è entrata nel trattato di Schengen e ha scelto l'euro e quindi non ci sono più confini in Istria. Questo ha inorgoglito moltissimo gli istriani di oggi, italofoni, cittadini sloveni o cittadini croati e ha inorgoglito moltissimo i parenti, quei vignui via, quei scampadi che ritornano tranquillamente a trovare i loro parenti con grande fraternità. Ecco, in effetti possiamo dire che è dovuto trascorrere quasi mezzo secolo prima che qualche esule potesse tornare, trovasse il coraggio di tornare nelle zone, nella loro casa, costretti ad abbandonarla subito, senza pensarci due volte. Ecco, la compianta
Romana De Carli Zabados, una grande scrittrice, una grande amica, nella sua ultima autobiografia racconta il momento in cui abbandona la sua casa a Pola. Addio alla villa sul Monte Paradiso, addio per sempre. Mi sento impietrita come la roccia dell'Istria. La nebbia è così fitta che mi chiude da tutto quello che mi circonda e mi ripara dall'esterno. Più gelido di questo giorno fosco di febbraio. Sento un'amalgama di rivoluzione nell'animo, amarezza, delusione, dolore per addio alla nostra Istria nobilissima, abbandonata. Era davvero primavera quando lasciai la mia villa sul Monte Paradiso, tra i ciliegi e i mandorli in fiore, di cui frutti non avrei più assaggiato. Chiuso il portone della bianca villa, domandai al mio papà che cosa dovessi fare con la chiave, gelida ormai, arrugginita. Mio padre mi fissò, senza vedermi, per il pianto che gli attanagliava la gola e per il forte imbarazzo non proferì parola. Allora io la lasciai cadere sulla terra, sull'erba, baciata dalla verde rugiada, dove non mi sarei più seduta. Intanto era giunta l'ora temuta dell'imbarco sulla nave toscana. Salpava, con un carico di italianità per l'Italia. Una nave, la Toscana, non bianca di certo, ma io la vedevo più nera del nero. Cominciò a muoversi impercettibilmente all'alba, un'alba grigia, gelida, ostile. Era il triste, tetro 22 marzo. Non mi sentivo protagonista della tragedia. La osservavo quasi da fuori, frastornata, e vidi mio zio Giacomo, l'uomo più controllato, mettersi a piangere, scorgendo l'arena che si allontanava. Pola era immobile, fissa, irreale. Il piroscafo non riusciva a staccarsi dal molo. Lo legavano gli animi esacerbati, il cuore indomito, il carattere estremamente forte di quei polesani che erano costretti a barattare il loro fiero presente con il incerto domani. Gli esuli devono scappare, non possono portare dietro niente, nessun bene, quello che riescono, con la forza delle loro braccia e con l'attaccamento ai sentimenti, alle emozioni, a quella che è stata la loro vita. Non gli resta che abbracciare la loro terra, portando dietro anche un po' di questa terra, nelle loro tasche un po' di questa terra. Da alcuni vicini venuti da Capodistria ho saputo che le donne di casa si portarono via anche i bulbi di alcune piante del loro giardino, che evidentemente avevano curato con amore e da cui era stato difficile separarsi. Misero un sacchetto di tela i bulbi dentro a questo sacchetto e riuscirono a passare il confine, blocco si chiamava, e questi bulbi cominciarono la via crucis dei campi profughi, fino a quando furono definitivamente trapiantati nei piccoli giardini delle case degli esuli. Questo è un racconto talmente struggente che non manca di commuovermi quando ogni anno a giugno, vicino alla ricorrenza di Sant'Antonio, fioriscono nel mio giardino i figli di quei bulbi di Capodistria, una specie di giglio bianco
detto Giglio di Sant'Antonio, simbolo di purezza e di rinascita. E finalmente si arriva nella nuova patria, nei nuovi confini, ma le delusioni continuano, permangono. Questo popolo, questi esuli sono ancora una volta abbandonati. Professore, sono quasi cacciati via, vengono visti male, ci sono degli episodi veramente da non ricordare perché sono talmente tragici e parlano di italiani contro degli italiani. Cosa succede in realtà? Succede che Tito era vincente, gli jugoslavi rappresentavano gli alleati sulle coste del Quarnero, sulle coste dell'Istria, e quindi spazzano via gli italiani perché fascisti. Tutti gli italiani, ecco, c'è questa pulizia etnica allo stato nascente che si sviluppa in maniera con violenza psicologica oppure con le botte. Io ho raccolto interviste di italiani che esponevano il tricolore, solo i tre colori, senza lo stemma sabaudo nel 46-47, solo il tricolore alla terrazza perché la commissione interalleata doveva decidere i confini, no? E alla sera venivano bastonati proprio con i bastoni da facinorosi jugoslavi. Quindi le persone scappano per questo motivo, perché vengono picchiate, spariscono, vengono arrestate perché nemici del popolo, dai servizi segreti di Tito, che era l'OSNA, poi UDBA, vari tipi di servizi segreti. L'arresto comporta un interrogatorio violento, perché Don Yannis Abucco da Fiume, per esempio, viene arrestato e perde la vista perché gli impiantano una lampada altissima agli occhi, e quando viene via da Fiume, addirittura nel 1948, deve subire anche il controllo da parte di una ex partigiana. Gli hanno messo apposta, lui dice così in un suo libro, che gli hanno messo apposta una donna a vederlo spogliare, un prete che deve togliersi la tonaca, per controllare che non portassero cose fuori dalla Jugoslavia. E lui dice hanno messo una donna proprio per spregio della tonaca. Ecco, questo è Don Yannis Abucco, sacerdote a Fiume. E questo è la violenza. Sì. Quindi questo popolo subisce questa violenza in territorio ormai sancito jugoslavo. Ma il peggio è ancora quando si rientra in Italia, perché superato il confine, rientrati, sbarcati a Venezia, ad Ancona, abbiamo parlato del treno della vergogna. Certo. La popolazione italiana non accetta questi esuli. Sono delle persone che addirittura vengono indicate come delle persone che vengono mantenute, che non c'è pane per noi, qualcuno dirà, e non possiamo quindi sfamare anche gli esuli. Ma l'accusa era questa: ci portate via il lavoro, ci portate via le donne o gli uomini, ci portate via tutto. Sembrava che questi profughi venissero invece scappano con un terrore, con la paura, e non viene capito questo dal resto dell'Italia. Nel porto di Ancona di nuovo i sindacalisti organizzano la manifestazione perché non venga a sbarcare un certo piroscafo pieno di profughi. I treni sono la stessa cosa, vengono fermati a Venezia, vengono fermati a Bologna, è famosissima la serie di treni della vergogna, li troviamo anche nelle enciclopedie ormai, sì, no? Che sì. Viene versato il latte della Croce Rossa che serviva a portare un po' di ristoro ai neonati, ai bambini, e questa è l'accoglienza che viene fatta agli italiani. A Udine c'è stato un profugo di Zara, Trigari si chiamava, non c'è più ovviamente, che lavorando in un ufficio pubblico si trovava sulla scrivania sempre morti ai profughi per giorni e giorni, ma fino agli anni 60, 70, quindi c'è un odio, ecco, artefatto, messo una macchina dell'odio che viene organizzata contro i profughi, che sono italiani due volte, come hanno detto certi giornalisti. E italiani due volte perché? Perché sono nati nel Regno d'Italia e poi hanno scelto l'Italia. Ecco perché due volte italiani, e bisognerebbe portare un po' di rispetto per queste persone. E qualcheduno ha detto anche che bisognerebbe dire scusate per quello che vi abbiamo fatto patire negli anni 50 e 60.
Ecco, sorsero quindi villaggi giuliano-dalmati, campi profughi, più di 100 in tutta Italia, un trauma lacerante, gli esuli costretti ancora una volta a ricominciare, e questa volta senza un'identità, senza una patria. Lei, professore, ha scritto questo bellissimo libro, La patria perduta, e racconta un po' quelle che sono le vicende, le storie, le testimonianze di un campo profughi, quello di Laterina, vicino alla città di Arezzo. Questo libro vive quei momenti di ansia, ma anche di riscossa, di rinascita, di rinnovamento, perché alla fine gli esuli hanno capito che devono nuovamente rimboccarsi le maniche e ricominciare. Ricominciare in luoghi che non sono il massimo della dignità, il massimo del comfort, però ci si abitua. La grande forza di questo popolo è quello di saper sempre ricominciare. Quindi questo libro, professore, racconta un po' quelle che sono diverse vicissitudini, la vita nel campo profughi. Certo. Con un titolo importante, La patria perduta. Sì, perché più profughi proprio di Laterina, provincia di Arezzo, mi hanno raccontato che avevano questo sentimento di aver perso qualcosa, di non riconoscersi più, e la Toscana è Italia, no? Ma non si avevano perso un pezzo di qualcosa, ho il senso della patria perduta, ecco, e da lì è venuto il titolo che ho riportato nel testo. Questo libro è stato scritto con la grande collaborazione di Claudio Ausilio, esule di Fiume, delegato provinciale dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Arezzo. È lui che ha fatto un grande lavoro sul territorio, perché io sono di Udine e quindi adesso con i contatti per email, con le video interviste è molto più facile, ed è la dannazione dei negazionisti, sì. Perché i social media permettono di diffondere interviste o racconti, fotografie dell'esodo, fotografie delle persone che sono state uccise nella foiba, e questo è quello che spiazza tantissimo i riduzionisti e i negazionisti, perché è un'ondata che non finisce più. E la vita di questo campo profughi, che era un campo di concentramento per truppe britanniche nel 1941, è proprio scandita da questi fatti, come la gente rincomincia, vuole rimboccarsi le maniche, fanno scuola senza riscaldamento. I maestri toscani che vanno a fare scuola nelle baracche non hanno neanche lo stipendio, perché sono scuole di un certo tipo, sono scuole sovvenzionate, sono scuole per cui non era prevista la paga, incredibilmente, per il maestro che va a fare scuola. Ecco, questi maestri toscani sono da elogiare, io direi, perché proprio c'è l'incontro con i maestri, c'è l'incontro nel territorio, le famiglie si mescolano, l'esule fiumano sposa una donna della Toscana, una ragazza toscana, o viceversa, una di Fiume, una di Zara, si tuffa nell'Arno per salvare un bambino, una mamma che era caduta, salvando i racconti degli storici degli anni 90 e 80. Una slava ha salvato una toscana, era una donna di Zara, abbiamo appurato negli anni 2010-2020. Sì. Quindi un racconto in questo libro molto molto interessante, professore, grazie per la testimonianza che ha voluto dare. È una storia dell'esodo che non è ancora conclusa, tra l'altro, perché rimangono aperte ancora tante vertenze come il risarcimento, le pensioni, l'identità. Ricordo che lei ha trattato proprio un problema anni fa riguardante una signora, la signora Elvira di Portogruaro. Certo, è stata un'intervista commovente, ed è stato commovente che la signora Elvira Casarsa mi abbia telefonato a casa e mi abbia chiesto: posso vedere l'itinerario che hanno fatto i miei genitori a Udine, arrivando dall'Istria e ospitati nel centro smistamento profughi più grande d'Italia, che accolse in via Pradamano, a Udine, vicino alla stazione, oltre 100.000 persone. E io l'ho accompagnata, l'ho portata, gli ho fatto vedere, oggi c'è una lapide che ricorda questo centro smistamento profughi, e ho fatto vedere dove i suoi sono stati accolti, gli ho spiegato che c'era il cancello, che c'erano i questurini che controllavano i documenti e chiudevano il cancello dopo una certa ora,
Poi gli ho spiegato che le mie sorelle andavano a messa dentro il campo profughi e portavano anche me, io non mi ricordo perché ero proprio piccino, ma ecco, la mia vita è stata scandita, vivendo vicino a questo centro smistamento profughi, dall'incontro con gli esuli giuliano-dalmati. E proprio la signora Elvira è stata commovente, ecco, ha voluto vedere il villaggio giuliano a Udine, che si trova in via Casarsa, uno dei 4 villaggi giuliani che sono stati costruiti a Udine, perché a Udine alla fin fine si sono stabilite anche in altri luoghi, penso Bibbione qui vicino, varie comunità di istriano-dalmati e a Udine appunto hanno preso casa secondo le leggi del periodo, non rubando la casa agli altri italiani evidentemente, ma il primo villaggio viene costruito con i schei degli americani, mi hanno detto il signor Martinis di Zara, è stato costruito con i schei degli americani, qua non c'è che abbiamo portato via roba agli altri italiani. E in effetti è vero, perché è stato costruito con i finanziamenti del piano Marshall e si trova proprio in via Casarsa a Udine, 15 case, 15 abitazioni per esuli giuliano-dalmati, oggi stanno i loro discendenti chiaramente, c'è qualche esule ultranovantenne ancora pimpante in vita e questi sono ricordi da riportare. La nostra associazione 3.0 è partecipe e attiva nel ricordo appunto di questa giornata che è stata istituita nel marzo del 2004. Una parte della mia famiglia è scappata da questo fatto increscioso che è accaduto. La nostra associazione ha contribuito alla realizzazione di questo speciale. E tantissimi anni fa una cara zia che è defunta assieme a mia madre e a mio zio, esuli istriani, ha lasciato un piccolo contributo scrivendo una memoria di quello che è accaduto in quegli anni, cioè quando sono rientrati intorno a febbraio del 1947 a Fossalta, perché lì avevano trovato dimora. Volevo leggere appunto uno di questi passaggi che mi ha così colpito. Il viaggio durò dalle 7 alle 11, arrivammo a Trieste, dove c'erano le camionette degli americani che ci aspettavano. Ci sarono su delle camionette come fossimo dei pacchi e ci portarono ai silos. Qui disinfettarono per bene, poi ci consegnarono 5 coperte leggere, una gavetta e le posate. Poi ci assegnarono una branda. Tutte le brande si trovavano in una grande stanzone illuminato solo da un lume. Dietro una colonna avevamo un grosso vaso per fare i nostri bisogni. Inutile dire che quella notte non dormimmo, faceva freddo, una valigetta per cuscino, delle leggere coperte per coprirci e la compagnia di assurdi pensieri su quanto ci stava succedendo. Ecco, le persone che hanno lasciato il proprio territorio sono persone che comunque lasciano all'interno del nostro sentimento ricordi di una situazione che non dovrà più accadere e ci auguriamo che con i nostri racconti e con il nostro impegno tutti questi eventi possano essere ricordati per dare alle generazioni future un peso di espressione e un peso che possano portare anche loro per trasmettere ai loro figli e alle persone che verranno le gravità di una guerra e delle conseguenze che sono succedute. Bene, quindi abbiamo visto diverse testimonianze. Io sento il dovere anche di ringraziare l'Istituto regionale della cultura istriana di Trieste, che è a noi sempre vicino e soprattutto per la consulenza dell'amica Fiore Filippaz, la quale ci ha sempre raccontato con una vicenda personale, quella della sorellina Marinella, che sarà una delle vittime proprio per il freddo, per la fame dei centro profughi.
Siamo arrivati alla fine di questo speciale. Il 10 febbraio, come ogni giorno, siamo tutti chiamati a riflettere e a ricordare sulle tragiche vicende di questi italiani trucidati, perseguitati, violentati, ammazzati solo perché erano italiani. Una eliminazione fisica, le foibe, le deportazioni, le esecuzioni sommarie, l'espropriazione della propria terra, uno sradicamento totale e collettivo. Qualcuno ha lasciato scritto, non ci si rendeva conto realmente di cosa stesse succedendo. Una tristezza infinita per l'abisso morale in cui eravamo precipitati, un incubo che abbiamo affrontato per il solo istinto della sopravvivenza. Il loro destino di colpo cambia. Non cambiò mai il loro amore e l'attaccamento alla propria terra. Un saluto da parte mia e un ringraziamento al professor Elio Varruti. Prego. La sua storia di vita è importante, grazie per la sua testimonianza. Un grazie al Comune di Fossalta di Portogruaro e a quanti hanno collaborato a questo progetto. Ringrazio anche il professor Fagotto che ci ha seguito in questo speciale con i suoi disegni e la sua grafica. Grazie e appuntamento ai prossimi speciali. Un giorno forse si racconterà di un popolo che per vivere libero andò a morire lontano. Le candele per noi accese si stanno spegnendo una ad una. La notte giunge ormai, non ci sarà più l'alba. Un giorno forse si racconterà di un popolo che per vivere libero andò a morire lontano, lontano dal proprio mare, da una terra rossa che vista dall'alto sembra un cuore insanguinato.